Dunque adesso devo fare il rinvaso della mia Dipladenia, che è vecchia di 2 anni, e ho usato il terreno Garten Mart tutto giardino, al quale però, nonostante ci sia scritto che è concimato, che è ricco di sostanza nutritiva, aggiungo 2-3 pugni di stallatico pellettato, così da concimare la pianta in maniera tale che abbia nutrimento per tutta questa estate, o almeno per alcuni mesi. Ne metto abbastanza perché è una pianta che ha bisogno di nutrimento e mangia parecchio. Ecco, vedete qui, spero che si riesca a vedere. Poi ovviamente mescoliamo il tutto in maniera che il tutto sia omogeneo. Ok, allora, prima di cominciare a mettere il terreno, sul fondo predispongo un po' di lapillo vulcanico. Allora, sul fondo del mio vaso ho messo del lapillo vulcanico, ma voi potete mettere anche argilla espansa, serve per far drenare meglio l'acqua ed evitare dei ristagni idrici che farebbero male alla pianta. Inoltre, quando avete predisposto questo strato di lapillo vulcanico di circa 2 dita di spessore, per fare un lavoro ancora migliore prendete del tessuto non tessuto e lo mettete sopra, ecco, così evita che il terreno praticamente passi attraverso il lapillo vulcanico e anche le stesse radici si fermano qui. Posto. Ok. Poi quando avete terminato il rinvaso, per evitare l'effetto hamburger, cioè che la terra sia troppo compatta attorno alle radici della pianta, io uso questo sistema con uno stuzzicadente di legno, vado all'interno della terra per smuoverla in maniera tale da evitare che sia tutta compatta e anche per agevolare lo sviluppo delle radici al suo interno. Ora, questa qui è una terra, come ho detto, molto ricca di torba e quindi molto soffice, non ci sono problemi. Comunque io lo faccio lo stesso per maggior sicurezza e appunto per evitare quell'effetto, io lo chiamo impaccamento. Ovviamente quando dovete fare l'invaso delle piante dovete assicurarvi che il colletto sia coperto di terra e soprattutto di lasciare almeno 1 centimetro, come ho fatto io, sul bordo del vaso, in maniera tale che quando voi andate a bagnare la pianta l'acqua non viene fuori dal vaso ma rimanga qui e poi piano piano scende all'interno del vaso. Se voi invece mi mettete il terreno al filo del bordo del vaso, quando bagnate è ovvio che l'acqua tenderà ad uscire. Ok, l'invaso è effettuato, adesso non mi resta altro che tagliare i rametti, quelli vecchi, secchi,
e poi annaffierò abbondantemente.